Bianca Berlinguer, giovani o ragazzi devono stare alle regole, i poliziotti fanno il loro dovere e a chi si presenta con violenza va fermato con la forza se non si ferma. Ma la Bianca si vede chi è, mi piacerebbe che fosse aggredita e che le forze dell'ordine si girassero dall'altra parte, la solita furbastra. È bufera sul post scritto dal vescovo emerito di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, dopo aver guardato il programma della Berlinguer in cui si parlava degli scontri di Pisa. Ma lui spiega. Quando uno commenta un fatto e da come lo fa vedere e dopo fa le domande, si vede già dal modo di presentarlo dove vuole andare l'argomento. Dal modo in cui ha presentato subito era chiaro subito che colpevole è la polizia, va bene, e gli altri a posto. Allora io ho detto, bisognerebbe che magari qualche volta capitasse che lei si trova aggredita e la polizia li guarda e dice e gira gli occhi dall'altra parte. Tessarollo non giustifica le violenze, ma è fermo nella sua posizione quando dice che le regole vanno rispettate e i ragazzi educati. Se uno ha il compito di fare osservare delle cose, se uno si ferma, e se non si ferma cosa si fa? Ma io non ho inneggiato ai manganelli o a questo o a quest'altro eccetera. Ho detto che per evitare scontri di questo tipo, siccome si parlava ragazzi eccetera, anche i ragazzi, qualche volta non capita che a scuola tirano i sassi alla maestra o fanno questo o rompono i vetri eccetera. Allora anche loro vanno educati, dite la manifestazione non si fa di qua, andrete da un'altra parte. E se uno non si ferma, cosa si fa? Questo è il punto. Parole indegne il commento dell'ex sindaco di Chioggia Guarnieri, cui Tessarollo risponde. Nell'Iliade, nel combattimento si dice fit via vi, si aprono la strada con la forza e questi fermano la strada con la forza, appunto. Allora gli ho detto che non c'è niente di indegno, non era in merito né la manifestazione né le bastonate di cui non ho neanche mai fatto cenno e neanche tantomeno ho applaudito. Prende le distanze l'attuale vescovo di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin, con una nota ufficiale. Le affermazioni di Monsignor Tessarollo, si legge, non possono essere condivise mai in nessun caso, per quanto opposte siano le posizioni politiche, sociali e individuali. In merito ai fatti di Pisa condividiamo il richiamo del presidente Mattarella.